Buonasera a tutti, una cosa. Sicuramente belli a vedere, quello sì, giriamo palla, abbiamo palla, poi come hai detto tu ci è mancato lo spunto finale, forse è dovuto anche al fatto che loro stavano chiusi bene dietro, stavano tutti dietro la linea di palla, infatti se possiamo vedere come abbiamo visto i gol loro o da ripartenze o da errori in fase di gestione della palla in possesso a noi. Quindi è dura perché se costrisci, però manca l'ultimo passaggio, adesso sport vince chi fa gol. Ma sicuramente fino a poco tempo fa, all'ultima intervista che ho rilasciato, ho detto che il nostro obiettivo era arrivare tra le prime sei. Ad oggi ti dico che l'obiettivo è lontano, però noi guardiamo sempre avanti perché se ci guardiamo indietro poi diventa dura, perché sennò poi ci adeguiamo al fatto che stiamo là sotto e non riusciamo a uscire da questa situazione. Però non si deve guardare mai indietro, si deve sempre guardare avanti, perché se guardi indietro poi è tosta, è difficile.